Da circa 2 anni lei denuncia la situazione precaria in cui vertono 2 plessi dell'istituto comprensivo che lei dirige, il plesso Tortorelle e il plesso Matteotti. Situazioni precarie che incidono anche sulla sicurezza dei bambini. È da 2 anni che cerchiamo di avere una interlocuzione. Debbo onestamente dire che riesco a trovare persone per bene che rispondono educatamente, ma che di fatto non hanno assolutamente creato le condizioni per migliorare le sorti di questo bacino di utenza, che è stato oltraggiato da decisioni sconsiderate, tipo la cosiddetta razionalizzazione, che è diventata una vera e propria una cosa irragionevole, per non parlare poi del discorso che la scuola sta cadendo a pezzi. Dico che nessuno di questi politici, di questi amici politici, ha parlato e ha messo al centro delle proprie attività e della propria azione o del proprio programma il mondo scolastico. Altri problemi riguardano l'edificio in cui era ospitata la scuola Pascoli. Ma guardi, io ho cercato di fare risparmiare le casse del comune, togliendo un affitto che pagano i contribuenti, avendo a disposizione locali della scuola che potevano ospitare la scuola media. Se questo poi ha creato diffide, contenziosi con il proprietario, mi dispiace, ne sono rammaricato, io nemmeno lo conosco, però ritengo che bisognava provocare l'amministrazione, perché la Pascoli, mi dicono, essere stata la più antica scuola media di Agrigento ed è rimasta solo esclusivamente dentro uno scantinato per 60 anni. Qual è l'impegno dell'amministrazione comunale a questo grido che si leva dal preside e che deve sensibilizzare tutta quanta l'opinione pubblica? Sì, io ho risposto immediatamente all'invito del preside, il professore Dorsi, che mi ha fatto un quadro preciso. Abbiamo fatto dei sopralluoghi sulle scuole interessate, la Matteotti, la Don Bosco e la Tortorelli, e ho visto che la situazione è veramente grave e penosa, e non ci sono le condizioni ideali per mandare i propri figli a scuola. Di questo prendo impegno di poter immediatamente sollecitare l'amministrazione, quindi il commissario, sperando che possano preparare dei progetti per far sì che possano essere eliminati questi disguidi.